Buongiorno, buona Pasqua. Eh sì, oggi è Pasqua e stamattina insieme a Luisa proveremo un vlog culinario con i culi, no scherzo. Casatiello. È il casatiello. Abbiamo provato questa ricetta che abbiamo preso da Casa Pappagalli, la proveremo insieme e vediamo cosa esce fuori. Dovrà lievitare tantissimo. Io non so bene dove sto guardando, devo guardare qua. Ciao! Sì, la tazza di Babbo Natale è perfetta per Pasqua, giustamente. Per fare una ricetta per due stiamo cercando di ridurre un po' le dosi e quindi ci facciamo tutte le proporzioni. Vediamo che esce. Fantastico. Utilizziamo un coltello vero, non quello per i bambini. Ok. Quelli giocattolo. Se non comprate i coltelli dialetti, no. Non la puoi dire questa cosa. Parfum de bourre. L'altra metà di lievito lo posiamo. Se vi viene in mente qualche ricetta interessante da fare, ditecelo che non la facciamo. Ai fini di una buona riuscita del casatiello, imburrate bene la teglia. Il risultato è questo, dovrà diventare il doppio. E mentre ci prepariamo a tagliuzzare formaggi e salumi, qui qualcuno si sta spaccando qualcosa di più interessante, la colazione del giorno. Pastiera. Oggi è giornata napoletana perché tra pastiera e casatiello. No, non si fa, ragazzi. Non siamo quelli di il tipo di persone che mangiano mentre stanno cucinando, anche se sono le 10:30. Ok, mettiamo tutto in una ciotola, tutto insieme, formaggio, salumi, dove c'è scritto sei quello che mangi, quindi noi fondamentalmente siamo un casatiello. È convinta di togliere il grasso pensando di essere un po' più salutare. No, ma che quello, c'entra? no? Perché non mi piace. Comunque ci tenevo tanto a dire che abbiamo già una tazza di Pasqua, però era troppo piccola e non bastava, quindi meglio quella di Natale, no? Allora, solo un'ora di distanza e il risultato è questo. Quindi diciamo che è più che raddoppiato, quindi ora lo stiamo spostando magari in una teglia un po' più grande. Classici effetti dell'impasto che si incastra ovunque. Come non si usa un mattarello. Comunque questa è
You're either hot or cold, and I got no control over which side of you I'm getting, baby. You're keeping me guessing. Oh, you have me on my toes, wondering if you wanna stay or go. You're disturbingly uncertain, and it's got me stressing. Oh, if you want me, come and hold me close, baby. Don't Ecco il nostro pitone ripieno. don't ever Ancora un po' di lievitazione e poi inforneremo. me. Baby, won't you let me know if you still want me? Don't ever let me go. Prova del 9. Andiamo a tagliare. If you wanna claim me, oh, why don't you say so? I hate the way you leave me waiting by the phone. Estremamente leggero come pasto. Che dire ragazzi, l'esperimento è riuscito, sono le 3, stiamo per mangiare e quindi niente, buona Pasqua a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. So if you Ciao!